Alessandro Abis, coordinatore delle guide ambientali escursionistiche della Sardegna, ci racconti da quale punto di vista l'esperienza turistica in Sardegna può essere totalizzante rispetto a una giornata canonica sulla spiaggia. Quindi mi chiedi l'esperienza escursionistica, ok. Sono due esperienze completamente diverse, ma non incompatibili. Tanti turisti del classico balneare, soprattutto quelli provenienti dal centro Europa, amano mescolare un'esperienza tradizionale di mare, magari a fine stagione, se vogliamo considerare come stagione quella estiva, con un'avventura, un'esperienza, come si dice adesso, di turismo attivo, quindi di passeggiate, di bicicletta, piuttosto che di arrampicate, delle tante attività che si possono fare all'aria aperta, quelle che vengono racchiuse dentro il termine turismo attivo. La differenza è che parliamo di qualcosa che ti lascia, oltre al mare e il sole, che si sa cos'è, qualcosa che è relativo al paesaggio dell'isola, in questo caso la Sardegna, qualcosa che riguarda la storia, le tradizioni, il contatto con le popolazioni locali, con la fauna e con la flora che spesso sono endemiche della Sardegna, quindi tanti addirittura vengono per quello, per vedere delle specie che esistono solo qua. Però ripeto, può essere, come dire, emozionante anche una giornata al mare, è semplicemente una cosa diversa, meno fatta in giro. È importante che sia in Sardegna, perché ogni regione d'Italia e del mondo ha delle particolarità naturalistiche e noi ne abbiamo tante che possono essere considerate degli attrattori turistico-escursionistici più forti di tante altre. Un nome su tutti è il Selvaggio Blu, che è il prodotto turistico più conosciuto della Sardegna a livello escursionistico. Ma ci sono tantissimi altri sentieri panoramici e con degli scorci davvero mozzafiato che lasciano le persone, come dire, senza fiato per qualcosa che non si aspettavano e non per qualcosa che magari si aspettavano, come è il più conosciuto mare della Sardegna. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.